Un convegno su un tema di assoluta attualità come quello dell'energia, che vuole essere un contributo informativo per cercare di fare chiarezza sugli scenari attuali e sulle prospettive future, analizzando il presente, lo stato dell'arte e proiettandosi sulle soluzioni innovative già realizzate o in corso di realizzazione. Esperti del settore hanno analizzato con rigore scientifico, ma con linguaggio semplice, la situazione attuale, le prospettive offerte dalla tecnologia e i possibili sviluppi. Focus su quelle che potrebbero essere le strade percorribili per tipo di produzione sia elettrica che termica, l'educazione al risparmio e alla scelta intelligente degli utilizzatori, il ruolo delle comunità energetiche in attività. Il convegno Energia Facciamo Chiarezza, crisi o opportunità si è svolto nel centro culturale di Iglesias. In una puntata che è dedicata all'università e alla ricerca, siamo partiti con la notte dei ricercatori, poi abbiamo fatto un viaggio sui temi del CRS4 e completiamo il nostro discorso da Iglesias con il professor Pilo. Oggi parliamo in questo convegno di energia, argomento di grande attualità. I numeri delle ultime ore ci parlano di quasi 12% di aumento dell'inflazione dovuto in modo particolare all'aumento dei costi dell'energia. Sì, purtroppo la sintesi che fa è questa: l'economia sta risentendo in modo molto particolare dei costi dell'energia, il costo del metano che è aumentato in modo spropositato per tante ragioni, non solo legate alla guerra ma tensioni anche sui mercati economici e dei beni precedenti. L'energia ne risente perché noi ancora oggi produciamo più dell'80% dell'energia elettrica, la produciamo dalle rinnovabili e quindi dal gas. Le rinnovabili entrano per un 30% ma non riescono ancora a incidere sul prezzo in modo significativo e quindi alla fin fine il costo dell'energia è salito del 59% ieri sulle ultime delibere. Quindi, sì. Nel suo intervento al convegno di che cosa ha parlato? Diciamo che un conto è prendere atto della situazione, no? Che i costi dell'energia crescono, che siamo molto più insicuri nell'approvvigionamento, nella fornitura, quindi dalla presa d'atto bisogna pensare anche alle soluzioni, le strade. E le strade ci sono, una strada è quella di accelerare molto sulla transizione energetica, utilizzare molte fonti rinnovabili il più possibile, sempre ovviamente avendo chiaro che abbiamo anche un territorio da salvaguardare, ma dobbiamo crescere sulle rinnovabili e crescere sulle rinnovabili significa ridurre il prezzo e aumentare la stabilità. E su questo argomento il cronista incalza perché è di attualità anche il fatto che il precedente governo aveva scelto la Sardegna come laboratorio per la transizione energetica e il governo regionale si è opposto al ricorso, la Corte Costituzionale non gli ha dato ragione. Il modo dell'ascesa cosa dice? Io credo che la Sardegna abbia la possibilità di diventare davvero un punto di eccellenza nella transizione energetica. Salvaguardando l'ambiente? Salvaguardando l'ambiente, ma anche salvaguardando la nostra autonomia. Abbiamo lasciato il professor Pilo ed eccoci col presidente dell'Ordine degli Ingegneri, Sandro Catte, con il quale vediamo di riflettere su quello che è stata la giornata di lavoro. Ci sono stati interventi al massimo livello, almeno a carattere regionale? Assolutamente sì. Il nostro ringraziamento va all'Associazione Cerchi Concentrici perché è riuscita a coinvolgere un insieme di relatori di grandissimo livello, dunque l'Accademia di Cagliari attraverso dei docenti che hanno una rilevanza non solo regionale ma anche nazionale. Interventi molto efficaci e di persone che conoscono la materia in maniera approfondita e possono dialogare con la platea per dare delle direzioni per risolvere delle problematiche che sono molto attuali in questo momento. E a questo proposito al cronista è piaciuto molto l'intervento di Sandro Catte perché ha parlato di una sua esperienza personale. Ce la vuole raccontare? Certo, io oltre a essere presidente dell'Ordine degli Ingegneri chiaramente sono anche un professionista e da qualche anno mi sto occupando di progettazione di campi fotovoltaici, quindi impianti di una certa dimensione. Sono impianti che in questo momento il governo, ma l'Unione Europea sta cercando di portare avanti anche per
disconnetterci dalle fonti fossili che il più delle volte sono purtroppo a disposizione di paesi non democratici e che stanno sfruttando questa energia come elemento di ricatto nei confronti delle democrazie occidentali. Dicevo, progetti di una certa dimensione che implicano tante autorizzazioni. La tempistica di queste autorizzazioni è oltremodo irragionevole, perché l'approvazione di queste progettazioni, che dovrebbe avere una via preferenziale, purtroppo sconta dei tempi amministrativi che non sono più tollerabili. Devo dire che il governo da un anno ha cercato di introdurre una misura di semplificazione avvocando a sé l'iter autorizzativo su impianti di una certa rilevanza, al di sopra dei 10 MW di potenza, però il riscontro dei fatti non è positivo, perché oltre alle precedenti autorizzazioni si sono sommate anche quelle di carattere nazionale, per cui forse la strada è ancora più complicata che in passato. Devo dire che invece si assiste ad una sensibilità crescente. È chiaro, qualsiasi impianto è una modifica del territorio, per cui dobbiamo essere molto attenti nell'inserire questi nuovi impianti all'interno dei nostri territori con degli studi che siano veramente seri. Io personalmente ho avuto un confronto l'altro giorno con la direzione regionale di Lega Ambiente e abbiamo in programma di visionare uno degli impianti che stiamo proponendo e proporlo come impianto pilota per il giusto rispetto delle preesistenze con le nuove tecnologie, che devono essere non impattanti, non invasive e soprattutto reversibili, cioè completamente dismettibili. In quale area della Sardegna? Soprattutto nel Cagliaritano, gli impianti che abbiamo seguito sono o in zona industriale, adesso stiamo approcciando, ed è quello del quale parlavo, un primo progetto di agrivoltaico di grossa taglia che coniuga l'attività tradizionale della pastorizia con l'attività di produzione energetica da fonti sostenibili. Con Angelo Loggia parliamo dell'associazione che ha organizzato il convegno sull'energia, l'associazione Cerchi Concentrici. Quando nasce? L'associazione Cerchi Concentrici nasce oramai 4 anni fa, anzi più di 4 anni fa, con l'intento di fare promozione culturale, di sensibilizzare su problemi di attualità e problemi che riguardano la collettività. Nello specifico oggi ci troviamo a parlare di un problema di grandissima attualità e vorremmo fare chiarezza, come dice il titolo, per cercare di in qualche modo dare delle informazioni corrette nel mare magnum di informazioni da cui sono bombardati i cittadini in questo momento. È importante sapere, è importante avere consapevolezza, è importante anche sfatare tutta una serie di falsi miti che girano. Ed è importante capire che una via d'uscita c'è, a dispetto della mancanza di energia, la luce in fondo al tunnel c'è e c'è un modo per riprendere quei sentimenti di solidarietà e di condivisione che ci consentono poi di far a meno di tante fonti energetiche che in questo momento sono costose e di fare fronte comune per fronteggiare la crisi. Il professor Piro, prorettore al territorio dell'innovazione dell'Università di Cagliari, ha osservato che si può fare della Sardegna un laboratorio per la transizione energetica, ma allo stesso tempo salvaguardare l'ambiente. Sì, si può salvaguardare l'ambiente perché comunque si utilizzano delle forme di energia pulita, si può salvaguardare l'ambiente perché si può cercare di, lo vedremo stasera, parlare di comunità energetiche e quindi di autoproduzione in loco per usi in loco, senza bisogno di riempire il territorio di infrastrutture ingombranti e ovviamente impattanti. Ed eccoci con il presidente dell'Ordine dei Periti Industriali che ha fatto e ha dato il suo contributo nel corso del convegno. Di che cosa ha parlato? Ma intanto abbiamo parlato ad una platea non tecnica, quindi abbiamo usato un linguaggio semplice per spiegare il punto di vista dei tecnici ad un'opinione pubblica allargata che in questo momento ha molto interesse ed è, diciamo così, bombardata da tutta una serie di notizie e di proposte, ma in questo periodo si è sentito tutto e il contrario di tutto e quindi noi abbiamo puntualizzato il nostro punto di vista. Qual è il
punto di vista degli ordini che a questo punto lavorano tutti insieme, periti industriali, ingegneri, geometri? Beh, certamente la prima risposta per poter avere, diciamo, un abbassamento dei costi, una riduzione dei costi e anche una autonomia di consumo è sicuramente un utilizzo massivo delle energie rinnovabili. E soprattutto al ricorso alle comunità energetiche che là dove sono state costituite stanno funzionando molto bene, perché ogni cittadino può essere protagonista e può essere socio in questi soggetti e quindi diventare lui stesso, oltre che primo consumatore, anche produttore di energia. Ingegnere Auro, quando parliamo di comunità energetiche, spieghiamolo al telespettatore che è meno attento, non conosce la materia, di cosa parliamo? Ma le comunità energetiche altro non sono che diciamo così, un soggetto giuridico che può essere costituito dai cittadini, dagli enti e che praticamente utilizzano le proprie capacità, che possono essere tetti ad esempio di impianti industriali, se all'interno delle comunità energetiche ci sono imprese, o anche il classico tetto di casa, e quindi entrare in una rete e fare gruppo, e questo è molto positivo. Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ha fatto 6 grossi convegni in giro per l'Italia e parlando soprattutto con le amministrazioni per promuovere questa soluzione che noi riteniamo risolutiva. Voi avete lavorato per più di un anno alle modifiche dovute al super bonus 110%. Questo super bonus non piaceva al precedente governo e al suo premier. Con il nuovo governo voi come organizzazioni chiederete che venga confermato? Ma, dai dati che abbiamo noi l'impatto sulla filiera dell'edilizia è stato sicuramente positivo e ovviamente anche un impatto sulla riduzione dei consumi, perché l'intento era proprio questo, seppure con qualche diciamo così, variazione che non era prevista, come ad esempio un fortissimo aumento dei prezzi dei materiali dell'edilizia, però l'impatto dal nostro punto di vista è stato positivo. Meno positivo il fatto che la normativa è cambiata praticamente in continuazione e questo ha reso per certi versi difficoltoso l'applicazione e il conseguimento di risultati migliori per il 110.